Rieccoci nuovamente in diretta, ben trovati all'approfondimento. Quest'oggi trascorreremo insieme all'incirca un'oretta, parleremo della mostra dell'artigianato artistico e tradizionale di Feltre, arrivata alla sua 38esima edizione, quindi il conto è alla rovescia, è davvero iniziato perché si svolgerà dal 27 al 30 giugno in questa splendida cornice della città medievale di Feltre. Ne parliamo quest'oggi in compagnia dei miei ospiti, in studio con me Nicola Macagnan, ufficio stampa della mostra, ben trovato, è un piacere riavervi in studio. Grazie. E do il benvenuto anche a Samuele Spada, consigliere delegato alla cultura del comune di Feltre. Buongiorno. Ben trovato. Allora, una scenografia unica, quella della città di Feltre, spettacolare, sono già moltissimi gli espositori che hanno aderito. Quali sono le novità più importanti? Cosa dovremmo aspettarci da questa 38esima edizione, un traguardo importante per la mostra? Sì, grazie intanto per l'ospitalità, grazie ai telespettatori che ci seguono. 38 edizioni significa che ormai la mostra è adulta, è cresciuta, è nella piena maturità. È una mostra che ha affrontato anche tempi non semplici come quelli degli anni del Covid. Noi ricordiamo sempre anche con una punta di orgoglio che la mostra dell'artigianato di Feltre non si è fermata mai, nel senso che anche nell'anno del Covid si è tenuta in forma più ridotta, ma insomma ha sempre tenuto saldo il proprio compito, che è quello di promuovere e mostrare i saperi dei nostri maestri artigiani. E per nostri naturalmente intendo non solo e non tanto quelli feltrini, perché la mostra dell'artigianato ospita anche quest'anno artigiani che arrivano da tutto il Veneto, da fuori il Veneto, da tutta Italia. Avremo tra l'altro una delegazione di maestri dall'Abruzzo, ma avremo anche maestri che arrivano da fuori confine, e di questo parlerà magari meglio chi verrà dopo di noi nella seconda parte della trasmissione. Abbiamo già raggiunto e superato la quota degli artigiani presenti lo scorso anno, siamo attorno a circa le 150 presenze nel centro storico, con una serie di lavorazioni di qualità che ricalcano quelle che sono le materie tipiche dell'artigianato veneto e non solo, quindi il vetro, il ferro naturalmente, il ferro battuto che è il grande padrone di casa con la figura di Carlo Rizzarda, di cui magari parleremo più approfonditamente, certo. Poi la carta, i tessuti e quest'anno in particolar modo la novità, diciamo, maestra di tutte le altre è che abbiamo legato la mostra dell'artigianato all'evento forse clou per il Veneto, che è quello della celebrazione dei 700 anni dalla scomparsa di Marco Polo. E quindi su questa traccia stiamo costruito, stiamo per finire tutta una serie di iniziative sia culturali che legate proprio all'artigianato a tema. E questo... Come mai avete scelto la figura di Marco Polo, insomma, per celebrare questa 38esima edizione? Allora, Marco Polo, anzitutto perché nell'immaginario collettivo rappresenta il viaggio, no? La scoperta, e quindi la mostra dell'artigianato vuole essere ogni anno un viaggio, una scoperta dei saperi, delle abilità dell'homo faber, come avrebbero detto i latini. Poi perché Marco Polo è esattamente la figura simbolica del legame tra Venezia e il resto del mondo. Feltre, che insomma è stata definita la piccola Venezia per tutta una serie di elementi architettonici che ricordano la dominazione della Serenissima nei secoli che furono, voleva giustamente approfittare di questa occasione per creare un ponte che da Venezia guardi poi all'Oriente, tant'è che avremo in mostra anche alcuni artigiani che arrivano proprio dalle terre, non specificamente dalla Cina, ma dalle terre d'Oriente, del Medio Oriente, e porteranno, tra virgolette, in scena alcuni spettacoli del sapere artigiano sull'asse però di Venezia, quindi del collegamento con la Serenissima. Ripeto, di questo parlerà magari più approfonditamente l'architetto Preto, che sarà nella seconda parte della nostra trasmissione, però ecco, chi viene quest'anno a Feltre per la mostra dell'artigianato, oltre alle bellezze tipiche della città, che insomma credo molti dei nostri telespettatori già conoscano, troverà profumi, sapori e saperi d'Oriente che guardano un po' nella direzione del viaggio di Marco Polo. Ecco, stiamo vedendo anche queste belle immagini che si riferiscono, credo, alla scorsa edizione, sì, l'edizione 2023, che insomma ha avuto una grande partecipazione di pubblico, perché insomma, come vedete dalle immagini, le suggestioni sono davvero meravigliose. Consigliere Spada, per Feltre è uno degli appuntamenti davvero più attesi dell'anno. Atteso e anche impegnativo, no? Certamente, però è sicuramente motivo di grande orgoglio per tutta la città, è uno degli appuntamenti più attesi dell'estate, un appuntamento particolarmente frequentato e che
permette in qualche modo di vedere la città all'interno di tutti quelli che sono i suoi spazi e i suoi ambiti. Vengono aperti palazzi pubblici assieme, diciamo, grazie, ecco, alla disponibilità dei proprietari privati, vengono aperti gli androni, i cortili dei palazzi, e quindi c'è la possibilità, ecco, di vedere la città sotto diversi aspetti, sotto diversi punti di vista. Quindi il Comune ovviamente affianca ed è vicino al lavoro che fanno gli organizzatori, il comitato organizzatore della mostra, e questo è un evento sicuramente che è motivo di orgoglio per la città. Ed è un evento che va anche ben oltre i confini feltrini e bellunesi, mi viene da dire, perché un po', insomma, abbiamo sentito che gli espositori provengono un po' da tutta Italia e anche dall'estero, quindi davvero proietta la città di Feltre oltre, insomma, i confini provinciali e nazionali. Certamente la valenza turistica è sicuramente molto importante, e quanto è presente all'interno del programma della mostra incuriosisce sempre molto anche le persone che provengono dall'esterno. Quest'anno poi si crea appunto questo interessante collegamento tra quello che è Feltre e Venezia, il cui storico rapporto viene spesso ribadito, ma poi diciamo quello che è il collegamento tra Venezia e l'Oriente, quindi ci sarà modo, no, di assaporare quello che è un po' di Oriente anche all'interno della nostra città. Una prospettiva interessante con cui guardare, ecco, questa mostra dell'artigianato. Ci saranno anche quest'anno le proiezioni nei palazzi? Allora, qui stiamo vedendo alcune immagini, abbiamo visto alcune immagini delle videoproiezioni dello scorso anno che erano legate in particolar modo alla partnership con il Parco Nazionale delle Dolomiti, certo, Bellunesi, che ritorna anche quest'anno. Quest'anno ci saranno delle proiezioni fisse, quindi delle immagini a tema, proiettate sempre sui palazzi, sulle facciate dei palazzi, con uno scenario naturalmente di sera perché occorre il buio, straordinariamente suggestivo. Ci saranno anche, sempre a tema Marco Polo ed Oriente, alcune installazioni invece proprio fisiche che si potranno ammirare salendo lungo via Mezzaterra, sulle quali però non vorrei dire di più perché lasciamo giustamente anche un po' di mistero per rendere più accattivante la visita di Feltre. Certo che, come vedete, insomma, quello che si può vedere di giorno ma soprattutto di sera a Feltre è un qualcosa di straordinario. Abbiamo un'ambientazione architettonica che conserva ancora la città ricostruita dopo l'incendio dell'inizio del 1500, e quindi davvero uno scrigno unico nel suo genere, facilmente accessibile perché, insomma, siamo in pieno centro città e si respirano oltre si possono ammirare oltre alle bellezze della città tutte le bellezze degli oggetti esposti. Tra l'altro segnalo un'altra importante novità di quest'anno: il concorso dei forgiatori, che è quello riservato appunto a chi lavora il ferro battuto in loco, sarà riportato nell'ambientazione della sommità della cittadella ai piedi della torre del Campanone e del castello di Alboino. Quindi 2 passi in più per arrivare proprio in cima al Colle delle Capre, si chiama il cocuzzolo, diciamo, su cui è costruita la cittadella storica, e da lì, oltre ad ammirare il panorama, si potranno vedere i maestri artigiani del ferro battuto lavorare in diretta per poi partecipare a uno dei concorsi della mostra dell'artigianato. Ecco, questa è proprio una novità. Il concorso di forgiatura, insomma, è tipico della mostra. La novità è appunto il fatto che ritorna nella location del castello di Alboino. Come si svolge? Sono molto curiosa perché Feltre è legata indissolubilmente all'arte del ferro battuto e alla figura di Carlo Rizzarda. Come è stato pensato questo concorso di forgiatura? Allora, Carlo Rizzarda è probabilmente uno dei, se non il personaggio, diciamo, emblematico dell'artigianato di qualità della città di Feltre, in particolare per quanto riguarda il ferro battuto. A lui è dedicata parte dell'omonima galleria che si trova in via Paradiso e che custodisce tra l'altro la collezione dei suoi ferri, di cui magari poi accennerà proprio il consigliere Spada.
A Feltre si tengono ogni anno in concomitanza con la mostra dell'artigianato 2 concorsi. Il concorso Carlo Rizzarda, a cui i maestri fabbri portano dei manufatti già eseguiti, e quindi è un concorso di opere già prodotte, e il concorso di forgiatura, che invece propone delle opere realizzate durante i giorni della mostra dell'artigianato. Quindi quest'anno, nella sede appunto ai piedi del castello di Alboino, viene costruita una sorta di fucina a cielo aperto, dove le persone peraltro possono andare a vedere e ammirare come si lavora il ferro battuto, e quei prodotti realizzati in quei giorni partecipano poi ad un concorso che si conclude la domenica con le premiazioni in Sala degli Stemmi del municipio di Feltre. Quindi opere già realizzate, ma anche e soprattutto la possibilità, immagino, per dire anche per le famiglie e per i più piccoli, di vedere i maestri artigiani all'opera. Naturalmente vengono realizzati alcuni turni, perché ci sono alcuni magli, alcune fucine, e bisogna dare spazio a tutti di poter lavorare su questi strumenti. Un'arte che si sta forse un po' troppo perdendo, e che questo insomma è anche un modo per poter valorizzare, portare avanti e mostrare anche ai più piccoli di cosa stiamo parlando. Un'arte che, come molti saperi artigiani, sfida i tempi, che sono in grande evoluzione, un'arte che peraltro, come ci confermano gli stessi artigiani, continua ad essere richiesta, anzi è sempre più richiesta, proprio perché sono sempre meno quelli che hanno dimestichezza con quest'arte. Un'arte che partiva in verità in grande parte anche da esigenze molto concrete, la realizzazione di cancellate, di inferriate, e che però poi nel corso già dei secoli scorsi ha sviluppato una vena più prettamente artistica, che è quella di andare a realizzare anche oggetti d'arredo, oggetti di abbellimento e quant'altro. Insomma, quindi un universo veramente molto particolare, perché ecco, mentre magari altri tipi di oggettistica in altri materiali si trova più comunemente, no? Vedere degli fabbri all'opera o oggetti realizzati in ferro battuto non è proprio così comune, quindi insomma, a Feltre si può fare anche questo. Proprio perché il legame tra la città Spada e Carlo Rizzarda è ancora vivo, e insomma si può davvero quasi toccare con mano. Certamente, noi appunto la città di Feltre è una città che è tipicamente non legata alla lavorazione del ferro. Potremmo costruire un percorso storico della lavorazione del ferro all'interno della città, e che, se vogliamo, possiamo far culminare con la figura di Carlo Rizzarda, che è stato in tutto e per tutto un grande artista rispetto alla lavorazione del ferro, e che ci ha lasciato quanto di più prezioso, ecco, in termini di questa lavorazione all'interno della galleria Rizzarda. Quest'anno oltretutto è l'anno in cui si verrà presentato il catalogo dei ferri di Carlo Rizzarda, un progetto che parte ormai qualche anno fa con la precedente amministrazione e culmina in questa mostra dell'artigianato, un lavoro di ricerca importante che vuole dare un suo contributo ulteriore a quelli che sono gli studi a quelli che sono i lavori, ecco, di Carlo Rizzarda, agli studi su Carlo Rizzarda, e in qualche modo ci mostra e ribadisce ancora una volta come la figura di Carlo Rizzarda non abbia una sua valenza solo ed esclusivamente municipalistica, diciamo, ma è una figura che ha un suo ampio respiro a livello nazionale, e non solo, perché sappiamo appunto di commissioni che gli sono state date anche all'estero, e di numerose commissioni di lavori che gli sono stati dati diciamo in città e a livello nazionale. Oltretutto appunto il sottotitolo di questo catalogo, no? Carlo Rizzarda, poeta del ferro, rende proprio l'idea della capacità di far parlare proprio questa materia, che sembrerebbe così grezza, ma che in realtà lo spirito artistico di questo maestro è riuscito a rendere particolarmente elegante. È vero, e l'amministrazione comunale si impegna, insomma, a portare avanti il ricordo di questa figura, no? Certamente, questo assolutamente. Durante la mostra dell'artigianato sarà possibile ovviamente visitare tutti quelli che sono i siti culturali legati alla nostra città, per quanto riguarda la figura di Carlo Rizzarda, su cui diciamo la mostra dell'artigianato in qualche modo ha sempre ruotato attorno, perché appunto, se pensiamo all'artigianato e all'arte, quindi nelle sue forme più alte,
alte per quanto riguarda la nostra città, pensiamo sicuramente a Carlo Rizzarda, ma sarà un'occasione anche, se vogliamo, per valorizzare quelli che sono anche gli altri siti culturali della nostra città. Penso al sito delle antiche prigioni, dove è allestita una mostra immersiva sul tema dell'acqua e quindi il rapporto tra l'uomo e l'acqua, una mostra immersiva che permette di fare una riflessione profonda su questo, e anche una mostra al Museo Civico che ricostruisce un modello di fontana in legno di cirmolo che era stato commissionato allo scultore Valentino Pancera Besarel, siamo nella seconda metà dell'Ottocento, e poi non era più stato realizzato, però da qui partiremo per fare anche una riflessione su come la città sfrutta di fatto l'acqua, l'approvvigionamento idrico, le sue fontane, la manutenzione delle fontane, e anche l'acqua, diciamo, se vogliamo, come minaccia, perché Feltre è stata soggetta anche di alluvioni, ma questa storia di rapporto tra uomini ed acqua è una storia che è estendibile anche ad altre città e non solo alla città di Feltre, ecco. Quindi l'occasione per approfondire, insomma, anche tanti temi e l'occasione di visitare anche i musei che resteranno aperti dal 27 al 30 giugno proprio durante la mostra. Certamente, è stato previsto anche un orario prolungato relativamente ai musei, e proprio per così facilitare, ecco, l'ingresso dei visitatori e vedere, diciamo, quelli che sono i musei come un ampliamento dell'offerta della mostra, anche attraverso iniziative e visite guidate, ma oltretutto sarà prevista anche una scontistica sulla totem card, sul biglietto cumulativo per i visitatori della mostra dell'artigianato. Quindi, insomma, per facilitare anche l'accesso anche ai vari musei. Abbiamo parlato, Macagnan, del concorso di forgiatura. Non è l'unico, perché, insomma, ci sarà anche un concorso di design, un concorso di livello nazionale. In che cosa consiste? Sì, è una delle iniziative promosse quest'anno con l'appoggio dell'Ordine degli Architetti della provincia di Belluno e di altri enti, un concorso per la realizzazione di una lampada con l'utilizzo di materiali come la pietra e il legno, un concorso che è stato esteso a tutto l'ambito nazionale, sono arrivate davvero numerose le partecipazioni, si è già riunita in questi giorni una commissione giudicante e ci sarà una cerimonia di premiazioni proprio nella mattinata di sabato 29, quindi il penultimo giorno della mostra. Oltre a questo, dicevamo, il concorso di forgiatura e il Carlo Rizzarda, c'è stato anche promosso un concorso per le scuole, per i ragazzi delle elementari e delle medie, quindi primarie e secondarie di primo grado, collegato sempre al tema di Marco Polo e dei 700 anni. Quindi i ragazzi erano invitati a realizzare un disegno o un oggetto artistico che interpretasse anche in maniera libera le suggestioni del milione e del viaggio di Marco Polo. Ricordo anche che, come negli anni precedenti, non solo ferro, legno, c'è un simposio di scultura en plein air con gli artisti locali che lavoreranno anche in questo caso a cielo aperto lungo le vie della città e nel centro storico. E tra gli altri materiali, novità di quest'anno, una dimostrazione dei ceramisti di Nove in provincia di Vicenza, anche questi nella zona del Castello di Alboino. Quindi diciamo che rispetto per esempio agli ultimi anni, la zona sommitale della cittadella si popola, non che gli anni scorsi fosse sguarnita, ma si popola assolutamente di una serie di iniziative, quindi vale la pena. Da Piazza Maggiore, che abbiamo visto, si sale di un altro 100-150 metri, insomma nulla di drammatico, e si arriva proprio ai piedi del castello. La vista poi, insomma, vale la fatica. La vista vale la fatica e quello che si vede con l'illuminazione, insomma, sicuramente merita. Il legno, un altro elemento fondamentale, un legame fondamentale con la città di Feltre, che era legato, l'abbiamo detto, alla Serenissima. Ecco perché la mostra ha voluto valorizzarlo con questo simposio. Sì, il legno è storicamente, come diceva il consigliere Spada, un altro elemento caratteristico delle nostre zone. Siamo comunque alle piedi delle prealpi feltrine e delle Dolomiti, siamo attorniati di boschi, il legname è sempre stata una risorsa fondamentale per le famiglie della vallata, semplicemente e banalmente anche per riscaldarsi, nel senso che il riscaldamento veniva dalle stufe a legna, ma anche per le lavorazioni, per i materiali da edilizia.
per le lavorazioni artistiche, come appunto quelle che riguardano questo simposio di scultura, dove alcuni scultori locali, ma in senso lato, insomma c'è anche chi proviene un po' da fuori, fanno vedere quali sono le loro abilità realizzando oggetti, sculture, figure femminili, c'è un po' di tutto a seconda dell'ispirazione, diciamo. Ecco. Ce n'è per tutti i gusti? Assolutamente sì, direi di sì. Mi permetto di aggiungere, Prego. perché l'abbiamo visto anche nelle immagini, non omettendo la parte spettacolare della mostra, che ha naturalmente il proprio programma incentrato sugli oggetti e sulle realizzazioni, ma vive anche molto di spettacoli, quindi soprattutto la sera e poi durante la giornata di domenica tutto il giorno, giornata di domenica che è quella un po' più a taglio familiare, nel senso che arrivano molto più facilmente, magari visti gli orari anche le famiglie un po' da tutto il Veneto e fuori, c'è modo di godere di spettacoli di musica, esibizioni per esempio la domenica di giocolieri e quant'altro per i più piccoli, le proiezioni o le proiezioni di immagini appunto sui palazzi di cui dicevamo prima, angoli musicali in varie parti della città, ci sarà uno spettacolo teatrale proprio a tema di Marco Polo, sempre in Piazza Maggiore, quindi insomma, annoiarsi è un po' difficile, diciamo, ecco, questo assolutamente sì. Lo abbiamo ben compreso. Dove possiamo trovare il programma completo di tutti gli eventi di questa 4 giorni? Allora, il programma lo potete trovare sui nostri canali social, Facebook o Instagram, sarà anche sul nostro sito, il sito web della Mostra dell'Artigianato, lo trovate poi, ecco qui ve lo faccio vedere, è un po' in formato anche cartaceo, perché poi ognuno insomma ha i mezzi che preferisce, un po' in tutti i locali e non solo. È stato anche accluso ad una pubblicazione specifica che viene fatta da un mensile con un inserto dedicato alla Mostra dell'Artigianato, dove ci possono trovare anche una serie di approfondimenti e quant'altro, quindi insomma i modi per informarsi ci sono tutti, per chi è più tecnologico, per chi lo è meno, l'importante è che veniate a Feltre nei giorni della mostra. Anche per vivere la città, mi permetto insomma di dire, in una maniera un po' diversa, un po' particolare, no? Siamo abituati a visitare una città in maniera molto classica e tradizionale, qui davvero si può godere della città ma anche di tutte le iniziative collaterali che sono state create appositamente. Certamente, tutte quelle che sono le iniziative di cui ha parlato Nicola animano profondamente la nostra città durante i giorni della Mostra dell'Artigianato e, come dicevo all'inizio, proprio c'è la possibilità durante questa mostra di vedere la città in tutte le sue parti, nei suoi siti culturali, in quelli che sono i palazzi che vengono aperti appositamente e sono tutti animati dall'opera, dalla professionalità, dall'arte di questi abilissimi artigiani, e quindi si riempie di colori, di luci, di spettacoli e soprattutto di professionalità e di arte legata al lavoro di queste persone. Questo ovviamente va anche un ringraziamento a tutto quello che è il comitato organizzatore della mostra, perché è in grado di coinvolgere davvero tutta la cittadinanza proprio in questa mostra. Sono coinvolte le associazioni di categoria, i commercianti, sono coinvolti gli artigiani, è coinvolto il comune, e quindi in qualche modo si uniscono queste forze per arrivare ad una buona riuscita di questo. Quindi anche per me l'augurio, no, è quello di vedere molta gente frequentare questa mostra, perché ne varrà sicuramente la pena. Anche perché io credo sia un'occasione per approfondire la cultura, la storia della città, ma anche un'occasione di valorizzazione del patrimonio storico-artistico e, perché no, anche turistico della zona intera, non soltanto della città, come abbiamo detto insomma poco fa, anche andando oltre il confine comunale o provinciale. Certamente, questo assolutamente. Poi ovviamente quelli che sono i temi ovviamente non si esauriscono solo all'interno delle mura cittadine, ma guardano ad una dimensione più ampia, al territorio a cui Feltre faceva riferimento, e non solo. Qui verrà frequentato appunto quello che è il contatto, il collegamento con la città di Venezia, e poi da Venezia appunto verso uno sguardo verso l'Oriente. Valorizzazione quindi dal punto di vista turistico, e poi vedremo, ma ne parlerete successivamente, anche il collegamento con il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Ecco, quindi bellezze sia dal punto di vista storico-artistico, ma anche bellezze dal punto di vista naturalistico.
Ultimi minuti a nostra disposizione, accennerei appunto a questa collaborazione nata l'anno scorso con l'Ente Parco Dolomiti Bellunesi, che poi approfondiremo nella seconda parte, ma che è una collaborazione importante proprio per far scoprire il territorio intero, che è meraviglioso e davvero variegato. Assolutamente sì, quest'anno tra l'altro nei meandri delle mostre allestite all'interno parleremo proprio dei siti veneti e dei patrimoni UNESCO all'interno del Veneto. Le Dolomiti lo sono a pieno titolo da alcuni anni, chi le frequenta ne sa bene i motivi, nel senso che stiamo parlando di uno spettacolo della natura davvero straordinario. Ci era parso ed è parso al parco quasi naturale creare una partnership in occasione della mostra dell'artigianato, nata in occasione dei 30 anni di vita del Parco dei Dolomiti Bellunesi e riproposta quest'anno con grande convinzione sull'asse della promozione proprio del territorio. Anche perché ci sono alcuni operatori che hanno una carta qualità specifica che è quella del parco, ma di questo immagino parlerete dopo. Se mi consenti vorrei fare un accenno anche al fatto che naturalmente alla mostra dell'artigianato non si muore di fame e di sete, ci sono anche dei punti di ristoro, perché uno dice chiaramente una mostra di questo tipo non si visita in 5 minuti, insomma, no? Quindi ci saranno alcuni punti di ristoro allestiti lungo via Mezzaterra e anche nella sommità del castello di Alboino, c'è la possibilità di ristorarsi, quindi di passare anche dei momenti in tranquillità con la famiglia e quant'altro. All'insegna del conoscere delle cose importanti, vedere delle cose bellissime, credo che quest'anno ci sarà davvero l'occasione, ma anche di passare insomma dei momenti di relax, perché deve essere assolutamente un momento di piacere e di divertimento per tutti quelli che frequentano la mostra. Allora si comincia giovedì 27 con l'inaugurazione alle ore 18 e poi 3 giorni interi fino al 30 giugno da vivere nella città di Feltre. Sì, sono 4 giorni, diciamo 3 giorni e mezzo in apnea, perché si comincia giovedì 27 con l'inaugurazione alle 18 nella sala degli stemmi del municipio. A seguire ci sarà proprio la presentazione del catalogo dei ferri di Carlo Rizzarda, di cui parlava prima il consigliere, e poi dal venerdì praticamente senza soluzione di continuità, se non qualche ora notturna per riposare, si va a ruota libera con le premiazioni dei concorsi di cui abbiamo detto prima, fino alle premiazioni ultime della domenica pomeriggio per il concorso di forgiatura e per il Carlo Rizzarda, e in mezzo naturalmente stand aperti dalle 10 di mattina sino a tarda sera, gli spettacoli e tutta una serie di iniziative che, ripeto, non possiamo qui elencare una per una, ma potete andare a visionare insomma sugli strumenti di cui abbiamo parlato prima. Sul sito e anche sui social della mostra dell'artigianato artistico e tradizionale di Feltre, è giunta la sua 38esima edizione. Ci affidiamo al meteo, quindi, che è una parte importante. Qui naturalmente entriamo in un ambito che non è direttamente governabile, noi facciamo assolutamente tutte le danze necessarie per il sole e per il sereno. Diciamo che negli ultimi anni siamo stati anche abbastanza fortunati. Si può mettere in preventivo magari il breve temporale pomeridiano, che però rinfresca pure la temperatura, quindi va anche bene. Ecco, ma insomma, la suggestione è anche di viverlo sotto l'ombrello. Sì, ma insomma, se c'è una cosa tollerabile lo facciamo volentieri e poi ce lo godiamo magari con un po' di fresco serale, che è ancora più bello. Chiudiamo l'ultimo invito insomma alle persone che ci stanno guardando da casa e che sicuramente avremo incuriosito a venire a visitare la mostra. Beh sì, senz'altro, appunto mi sembra che abbiamo esaurito un po' tutti quelli che sono le tematiche, però vediamo come gli spunti su cui lavorare, gli spunti da cui trarre, diciamo, la possibilità, ecco, la volontà, ecco, di venire a vedere questa mostra sono molti, dall'Oriente, il rapporto con Venezia, dal ferro al legno, all'acqua, quindi ne abbiamo davvero per tutti i gusti, e tutto questo all'interno di una meravigliosa cornice che è quella di Feltre, incastonata, no, nel panorama delle Dolomiti. E quindi ecco, l'invito è proprio a venire, a lasciarsi trasportare da quelle che sono
che sono un po' le iniziative di questa mostra che permetteranno appunto a tutti sicuramente di conoscere, ecco, e di approfondire qualche cosa di nuovo. Certo, grazie a Samuele Spada, consigliere delegato alla cultura del Comune di Feltre, grazie di averci raccontato la mostra, insomma la città di Feltre, meravigliosa cittadina medievale, grazie a Nicola Maccagnano, ufficio stampa della mostra, grazie. Torniamo tra pochi minuti di pubblicità, torniamo sempre a parlare della mostra dell'artigianato artistico e tradizionale di Feltre, approfondendo altri temi però come la collaborazione con l'Ente Parco Dolomiti Bellunesi, ma parlando anche di un'altra straordinaria mostra all'interno della mostra dell'artigianato artistico e tradizionale di Feltre, che è le Stanze delle Meraviglie. Qualche minuto di pubblicità e poi torniamo a parlarne insieme, tra poco. Rieccoci nuovamente in diretta, torniamo insieme a parlare della 38esima edizione della mostra dell'artigianato artistico e tradizionale della città di Feltre, che si svolgerà dal 27 al 30 giugno, coinvolgendo tutta la città, tutto il territorio. Sono tantissimi gli espositori che saranno presenti, ma insomma con tantissimi altri eventi collaterali, promozioni, proiezioni, spettacoli, insomma davvero ce n'è per tutti i gusti, le iniziative che sono in calendario sono davvero tantissime. Ci hanno raggiunto in studio l'architetto Federica Preto, che saluto e ringrazio, buongiorno e ben trovata, e Stefano Mariek, Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, ben trovato anche a lei. Grazie. Allora parto da lei, architetto, perché insomma abbiamo detto che le iniziative collaterali alla mostra dell'artigianato sono tantissime e avete pensato in particolare, c'è questo percorso allestito e curato proprio da lei che è intitolato Le Stanze delle Meraviglie. Ce lo può raccontare? Ci fa un po' entrare già in questa atmosfera. In questa atmosfera. Come intanto saluto tutti gli ascoltatori. Praticamente è un viaggio e quello che ci ha ispirato in questa mostra è stato proprio quello di voler creare all'interno della mostra, dell'esposizione della mostra, un ulteriore viaggio alla scoperta di eccellenze in questo caso veneziane. È una mostra dedicata a Marco Polo, alla terra di Marco Polo, ma anche alle terre di Marco Polo, perché dobbiamo ricordare, come ha detto anche Nicola Macagnan prima, il fatto che si parla di un viaggio. Marco Polo è stato un navigatore che ha portato poi nel suo paese, quindi Venezia, chiaramente tutta una serie di conoscenze che poi sono state trasformate e sono diventate poi patrimonio del nostro territorio. E questo tipo di lavoro ho voluto in qualche modo crearlo anche in questa mostra, quindi saranno ospiti delle figure, delle realtà artigianali molto importanti per Venezia, e parliamo per esempio della tessitura e bevilacqua, quindi parliamo della seta, dell'arte della seta. Tessitura e bevilacqua è una realtà che è tra le tessiture più antiche d'Italia, se non addirittura d'Europa, dove i suoi tessuti vengono realizzati con telai in legno verticale. Quindi questo abbiamo già cominciato a esplorare che cosa potremo trovare. Poi ovviamente andremo a scoprire i vetri incisi, perché Venezia, quando noi parliamo di artigianato, ci viene in mente il vetro, soffiato. In realtà invece ci sono tutta una serie di altre lavorazioni, si chiamano seconde lavorazioni o terze lavorazioni, che sono quelle che poi danno l'anima all'opera in vetro. In questo caso abbiamo il vetro inciso, quindi avremo Matteo Seguso, che è un maestro artigiano riconosciuto dalla Regione Veneto e che appunto farà vedere alcuni dei suoi capolavori, e tra l'altro sabato e domenica sarà possibile vedere la lavorazione del vetro inciso, proprio perché lui terrà anche delle dimostrazioni in sede, quindi lì live, quindi si potrà conoscere. Poi dopo ovviamente quando si parla di Marco Polo si parla anche di rilegatoria, e quindi il fatto che ci sia il milione proprio per l'occasione. Massimo Doretto, che è un maestro di rilegatura, ha creato questa rilegatura fatta dalle officine del Novecento proprio sul milione,
Quindi noi avremo proprio in esclusiva questo libro prezioso fatto in pelle e vetro di Murano, quindi sono anch'io curiosa di vederlo dal vivo, ho solo visto le fotografie. Poi avremo un'azienda che crea sculture poetiche in ferro, in filo di ferro e oro, e quindi avremo anche questo tipo di opere, e poi ospiteremo un costume della Turandot fatto e realizzato da Nicolao Atelier, che è la realtà che negli anni '80 ha creato i costumi per il telefilm di Montaldo. Quindi abbiamo anche il saper fare del teatro e dell'opera, ecco, che vedremo anche che quanta maestria ci sono anche in queste opere. Non solo, Turandot, oltre a rappresentare un po' la Cina, e quindi c'è il legame con Marco Polo, c'è anche il fatto che quest'anno cade il centenario della morte di Puccini. E quindi siamo in contemporanea, tra l'altro, con la produzione della Scala di Milano, che proprio sta dando in questi giorni, dovrà debuttare proprio con Turandot. È un percorso diffuso, potremmo dire così, all'interno di tutto il centro storico della città di Feltre, no? Perché sì, potremmo ritrovare queste opere dove? Allora, le opere sono, la maggior parte sono all'interno del Palazzo Guarnieri, che è un palazzo speciale all'interno del centro storico, è vicino alla piazza principale, ed è un palazzo che ha le connotazioni veneziane, perché è stato rifatto nei primi del Novecento proprio su stili veneziani. Qui troveremo la parte di Venezia, dopodiché di fronte invece avremo la Loggia Segusini, che poi è l'architetto che ha fatto il Palazzo Guarnieri, e lì troveremo invece gli ospiti stranieri. Perché insomma c'è un grande coinvolgimento di espositori stranieri. Ne parliamo tra pochissimo, perché vorrei anche mettere in luce, proprio perché le commistioni sono tantissime, il territorio ne fa parte, l'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi dallo scorso anno collabora con la mostra, ed è una collaborazione importante, no Mariek? Sì, intanto buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, è una collaborazione molto importante per il nostro territorio nel suo complesso, ed in particolare anche per il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, che seppur essendo un parco con dei confini in quota, che quindi non scendono molto a valle, è intimamente collegato con le realtà del territorio, e soprattutto con le realtà delle piccole imprese del nostro territorio, e in questo caso dell'artigianato. La legge sulla quale si fondano le aree protette in Italia, in particolare i parchi nazionali, distingue due assi portanti di attività dei parchi nazionali. Una è quella ovviamente della tutela e della conservazione dell'ambiente in tutte le sue accezioni, e la seconda è la promozione economico-sociale. Quindi il parco ha da sempre sviluppato una serie di iniziative, da un lato legate alla promozione e alla tutela, collegata alla fruizione del territorio e delle sue componenti, e dall'altra un grosso intervento per quanto riguarda lo sviluppo, la promozione, il sostegno delle piccole attività socio-economiche, e in questo caso della parte dell'artigianato, ma non solo quelle. Il progetto Carta Qualità, di cui poi dopo magari possiamo parlare, che partiva già 25 anni fa, aveva proprio questo scopo e questo fine, cioè quello di portare un contributo soprattutto di costruzione di rete, di costruzione di collaborazioni fra l'amministrazione e le realtà del territorio su un po' tutte quante le attività che sono sviluppate nel territorio del parco, ma soprattutto nei 15 comuni di cui il parco fa parte. Questa poi, per un settore che è quello turistico, si è sviluppata nella Carta Europea del Turismo Sostenibile, alla quale il parco già da 5 anni aderisce, e che quindi ha portato un ulteriore sviluppo in questo senso, ma soprattutto per quanto riguarda le attività appunto di alberghiere, di piccole bed and breakfast e attività. Certo. Sono quasi 32.000 ettari protetti, forse una parte poco conosciuta, meno conosciuta potremmo dire, delle Dolomiti, ma veramente straordinaria.
Sì, il nostro parco, così come anche altri parchi d'Italia, sono stati istituiti in aree, chiamiamole marginali, dal punto di vista della conoscenza e della consapevolezza della cittadinanza, ma in realtà con delle connotazioni soprattutto ambientali di assoluto rilievo. Il nostro parco, come diceva lei, è circa 31.500 ettari di estensione, 15 comuni del nostro territorio, la sola provincia di Belluno e la sola regione Veneto. All'interno di questo territorio si trovano un quarto delle specie botaniche di tutta Italia, e quindi quello è stato uno dei motivi fondamentali e più importanti per i quali è partito l'interesse per quest'area e lo sviluppo di un'area protetta in quest'area. Ma anche considerando la componente faunistica, noi abbiamo tutta la scelta, diciamo, delle specie della fauna alpina sono presenti all'interno del nostro territorio, quindi tutti gli ungulati, tutti i tetraonidi, l'aquila reale, quindi una serie anche di rapaci e di animali che stanno ritornando anche nel territorio del parco. E quindi un'area di assoluto pregio e valore da questo punto di vista qui, che, come dire, rispetta il fondamento della legge istitutiva delle aree protette, cioè quella di trovare un territorio incontaminato e mantenerlo tale. Che insomma è un aspetto sicuramente importante questo. Architetto Preto, poco fa parlavamo appunto degli espositori stranieri, che cosa potranno mostrarci? So che ci sono dei pezzi molto pregiati. Sì, sono due storie bellissime, nel senso che sono due realtà iraniane, quindi arrivano direttamente dalla Via della Seta, e uno porterà la lavorazione del turchese persiano. Quindi lui è un archeologo che ha sede adesso a Berlino, però di origine iraniana, e lui sta promuovendo attraverso il suo lavoro proprio la lavorazione di questo straordinario materiale. Quindi fa gioielli, fa piccoli oggetti, però proprio lo vedremo in azione su questo. E poi dopo c'è invece un'altra realtà che sta promuovendo l'artigianato di qualità delle regioni più povere dell'Iran, e realizzate il più delle volte dalle donne, perché sono talmente poveri che non riescono neanche a trovare lavoro, proprio perché effettivamente l'unico modo è quello di lavorare con le mani, e quindi potremo vedere i ricami, i tappeti, le decorazioni, quindi di quella terra lì, che poi è la stessa che poi colpì anche Marco Polo. Non solo, dobbiamo raccontare anche di un'altra mostra all'interno della mostra, sì, che promuove e valorizza, diciamo così, i territori UNESCO. Esatto, tra l'altro mi collego a quello che diceva il parco, perché in realtà si parla di eccellenza del territorio quando si parla di artigianato. E siamo già Feltre è diventata dal 2021 e all'interno del MAB Monte Grappa, che è una biosfera, quindi è stato riconosciuto biosfera, ma porteremo sempre in questa mostra sia il Comitato di Salvaguardia delle Perle Veneziane, che è diventato patrimonio dell'immateriale nel 2020, e poi porteremo questa mostra, che è serie unica Craft Design Made in Veneto, che vuole raccontare attraverso degli oggetti l'eccellenza territoriale del nostro territorio veneto, che sono i patrimoni UNESCO. Quindi i 9 patrimoni UNESCO, quindi 9 aziende artigiane si sono trovate a lavorare insieme, prima per un percorso formativo, poi hanno deciso di autoprodursi la realizzazione delle opere, sono opere di design, e insieme lo stiamo portando insieme da ottobre 2023, quindi lo stiamo portando in itere proprio per riuscire a far conoscere al pubblico l'eccellenza sia del saper fare, ma anche l'eccellenza del nostro territorio, e vedremo tanti collegamenti con Venezia. Magari anche inaspettati, no? Anche inaspettati, assolutamente, perché ci sono magari patrimoni che noi conosciamo, le Dolomiti, piuttosto che l'Orto Botanico di Padova,
ma ci sono dei patrimoni molto meno conosciuti, diciamo, un po' di nicchia, un sì. po' di nicchia, che sono per esempio le opere di difesa della Serenissima, piuttosto che le palafitte. Quindi andremo proprio alla scoperta attraverso questi oggetti della conoscenza del territorio. Lasciamo un po' di Sì. suspense, non sveliamo tutto, Non sveliamo tutto. Invece quello che vorrei svelare in parte sono le attività che l'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi ha in programma per quest'estate, per coinvolgere le famiglie, i più piccoli, alla scoperta di questo territorio magnifico. Sì, è chiaro che l'educazione ambientale è uno degli scopi e una delle attività preponderanti per quanto riguarda la comunicazione esterna del nostro ente. Quindi, finito in questi giorni tutto il percorso legato alle attività nelle scuole, e quindi c'è un progetto con le scuole che già da una quindicina d'anni porta qualche migliaio di studenti a contatto con la realtà dell'area protetta tramite delle lezioni che vengono fatte direttamente in classe oppure anche in uscite sul territorio. Il periodo estivo è chiaramente quello dedicato alle escursioni, è quello dedicato alle attività anche in famiglia, anche a livello, diciamo, di comunità, di piccole comunità. E quindi il programma al Parco con Mamma e Papà è dedicato proprio, è destinato proprio a questo scopo, cioè quello di far arrivare all'interno del territorio del parco, far conoscere il territorio del parco ai genitori e ai bambini, i quali poi reciprocamente potranno costruire il loro dialogo, il loro ragionamento su quali sono state le emozioni, le esperienze che hanno colto nella visita guidata che viene fatta dalle guide del parco ufficiali nelle giornate di escursione. Quindi c'è un calendario che sostanzialmente è ricompreso su tutto il periodo dell'estate, e quindi questa è, diciamo, una delle attività che vengono svolte. Poi un'altra delle attività grosse è quella della riapertura stagionale, perché noi, appunto, essendo un parco in quota, essendo un parco che in inverno ha anche delle difficoltà di accesso e di penetrazione, l'attività in estate è quella prevalente, quella più importante, quindi la riapertura di tutte quante le strutture del parco, quindi i punti formazione, i centri visitatori, gli ostelli, le case vacanze. Abbiamo una serie di strutture all'interno del territorio del parco che possono essere utilizzate dai fruitori che arrivano nel territorio del parco. Teniamo poi in considerazione che all'interno del territorio del parco abbiamo 6 rifugi del CAI, e quindi anche questi collegati con tutta la rete sentieristica sia gestita dal CAI sia gestita direttamente dal parco, e le 6 malghe, che comunque sono anche questo un elemento di interesse turistico, perché sono delle malghe in quota, sono tutte quante posizionate al di sopra dei 1400-1500 metri di quota, e quindi molto interessanti anche dal punto di vista della collocazione, ma soprattutto del tipo di attività che viene svolta e come viene svolta questo tipo di attività. Quindi un notevole, diciamo, ventaglio di opportunità per il turista. Sul sito del parco possiamo trovare, insomma, Certo, tutte le indicazioni. www.dolomitipark.it. Siamo davvero in chiusura, insomma c'è molto da scoprire, l'appuntamento, lo ricordiamo, è dal 27 al 30 giugno alla mostra dell'artigianato di Feltre, artigianato artistico e tradizionale, insomma ce n'è per tutti i gusti, una mostra ricca di contenuti, di suggestioni, di novità, di cose da scoprire, no? Sì, assolutamente, nel senso che quest'anno credo che abbiamo cercato proprio di dare un impatto diverso, proprio raccontando attraverso gli artigiani dei territori, e questo secondo me è importante, perché poi si sente anche un po' anche il senso di appartenenza, no? Attraverso il saper fare si capisce come siamo, in che territorio apparteniamo, e secondo me questa è una cosa molto bella. Quindi io invito tutti proprio a essere curiosi, a venire a vedere anche la nostra mostra, anche perché non sarà una mostra normale, ma non dico niente perché altrimenti sveliamo troppo. Vogliamo creare un po' di suspense, ma ci piace pensare che il racconto che faremo noi sarà un racconto emozionale,
ed è quello che poi vogliamo che rimanga a chi ci viene a trovare. E quindi dal 27 al 30 giugno appuntamento da non mancare alla mostra dell'artigianato artistico e tradizionale di Feltre. Grazie all'architetto Federica Pretto, grazie a Stefano Mariek del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, grazie a voi di averci seguito da casa, grazie a Mattia Pizzai e Alessandro Granziera in regia. Io vi lascio al film e vi auguro un buon proseguimento di giornata in nostra compagnia.